maschili. Ai blocchi in corsia 1 Giovanni Gerolin, Idros, in 2 Luca Boscaro, Plentin Veneto, in corsia 3 Filippo Florian, Veneto Banca Montebelluna, corsia 4 Stefano Sasso, Città Sport Vicenza, in 5 in lane 5 Alexander Rupar, Slovenia, Koroskem, corsia 6 Gianmarco Villa, Canottieri Leonida Bissolati, corsia 7 il campione italiano giovanile dei 1500 stile libero Giovanni Coan, Nottoli Nuoto, e in 8 Manuel Bordignon Antares. Intanto è partita questa finalissima junior. Stefano Sasso questa mattina il più veloce, 1.06 e 45. In questo momento l'attacco di Alexander Rupar, lo sloveno, che passa in testa a metà gara, 30 e 90. Giovanni Coan 31-28, Filippo Florian 31-45. Coan dalla settima corsia, oro nei 1500 ai campionati italiani giovanili, ma atleta capace di approdare al podio sempre ai giovanili, nei missi e nel dorso, davvero eclettico. Il portacolori del Nottoli Nuoto. Intanto la gara si accende con Giovanni Coan che sembra leggermente avanti, Alexander Rupar in quinta corsia, Coan in settima, forse lo sloveno che ha la meglio nel touch, arrivo lungo per lui, ma è comunque vittoria per una manciata di centesimi. Alexander Rupar 1.05.64, 105.64. Giovanni Coan è secondo, 1.05.92, 1.6.14. Stefano Sasso che chiude alla terza posizione. Boscaro, Florian, Bordignon, Villa, Gerolin a chiudere questi 100 Rana Juniores maschili. Rimane a Doria il primato del meeting, la vittoria Alexander Rupar, Slovenia.